nel Veneto. Piero Rambuschi è consigliere comunale del PDL a Portogruaro, anche lì abbiamo il timer, prego. Un piccolo riferimento al maltempo, direttore, perché sono state allertate le protezioni civili di Portogruaro, Gruaro e Cinto Camaggiore in previsione nelle prossime ore le piene di alcuni canali e di alcuni corsi d'acqua. La situazione è monitorata costantemente dal consorzio di bonifica Veneto Orientale. Piero Rambuschi, il rischio idrogeologico è uno dei problemi maggiori di Portogruaro in questi mesi, in questi anni forse. Beh, sicuramente noi abbiamo avuto l'ultima riunione in Consiglio Comunale proprio riferito ai problemi appunto di questi piene. Ecco, volevo dire questo però è importante, io vengo in questo momento da una commissione in Consiglio in Comune e proprio in questo momento so che è stata attivata tutto sia il consorzio di bonifica e la protezione civile, insomma, quindi il problema c'è e il problema è sentito proprio in Consiglio in Comune. Ecco, lei tra l'altro si era interessato anche dei problemi legati alla TAV, cambiamo un attimo argomento, TAV che costituisce uno degli aspetti su cui insomma la politica a Portogruaro e non solo dibatte, lei cosa ne pensa? Sì, guardi, si parla tanto anche di TAV e io sto sentendo anche la gente un po' in giro che non è proprio a conoscenza cosa sia la TAV. Io non voglio in questo momento insegnare, anche se come funzionario delle ferrovie potrei dire qualcosa di specifico, però questo devo dirlo, la TAV non ha mai previsto la fermata a Portogruaro, pertanto la TAV parte da Mestre e termina, la prima fermata è Trieste, quindi Portogruaro non sarà mai una fermata di questi treni. Allora, bene. Sì. Bene, dobbiamo interromperci perché sono scaduti 2 minuti. Rambuschi, torneremo a parlare di questo argomento in un altro intervento. Linea alla redazione centrale.